buon pomeriggio. E la notte dei lettori continua, la notte, vabbè, al singolare. Ormai abbiamo capito che le notti sono tante, siamo partiti dal 20 aprile e siamo arrivati con l'anteprima itinerante in 30 comuni e siamo arrivati all'ultima giornata. Tante belle cose anche oggi e il viaggio continua. Ormai lo sapete che il tema è il viaggio, il nostro errare, le partenze, i ritorni. E oggi il viaggio viene fatto insieme a quello che viene definito un inviato di guerra, ma in realtà lui ama definirsi inviato semmai di pace. Ha percorso tante strade dove si sono svolti dei conflitti in questi ultimi decenni e ce li ha raccontati. E una cosa che io ho fatto mia, delle cose che mi ha detto, è proprio che non basta dare voce a quelle storie, ma bisogna poi ascoltarle una volta che si è data voce. E il suo vagabondare è proprio quello di andare di luogo in luogo, soprattutto nelle periferie, soprattutto in quei luoghi che lui definisce piccoli, per ascoltare le storie della gente, per dare un nome a quelle storie. Parliamo di guerra con Tony Capozzo, ma in questo caso con un libro che è rivolto ai ragazzi. Io insomma mi ci sono ritrovata dentro, anche se non sono ragazza, e quindi mi sono resa conto che in realtà è un libro per tutti, proprio per come è fatto, ma avranno modo di raccontarlo molto bene. Tony Capozzo lo racconterà con Paolo Mosanghini, vice direttore del gruppo NEM, e lo ringraziamo per la bella pagina di oggi sul Messaggero Veneto dedicata alla notte dei lettori, e approfittiamo per ringraziare anche tutta la stampa, tutte le testate, perché per chi costruisce un festival di 60 eventi in 30 stazioni, un'anteprima così importante, beh, capite quanto sia fondamentale anche poi raccontare questi eventi. Tony Capozzo e Paolo Mosanghini. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Tony, benvenuto alla Notte dei Lettori. Martina ha già introdotto il tema, e con te abbiamo chiacchierato più volte in diversi contesti di guerre e dei focolai che sono aperti attualmente nel mondo. In questo caso lo facciamo con un occhio diverso, perché con il generale Ippoliti avete insieme collaborato alla stesura di questo libro, peraltro anche con un fumettista, per spiegare la guerra ai ragazzi. E diciamo che già questo incuriosisce. Tu già in passato ti eri occupato di divulgare, no? Di spiegare la guerra alle nuove generazioni con un altro tuo libro. E evidentemente, se c'è anche questo secondo, significa che c'è anche una richiesta, che c'è una volontà anche dei ragazzi oppure anche degli insegnanti, lo chiedo a te, di far sapere ai ragazzi, di far conoscere. Quindi comincerei proprio da qui. La domanda che poi è il titolo del libro è: che cos'è la guerra? Ma come mai la scelta di spiegarla in questo modo ai ragazzi? Poi entreremo nel dettaglio del libro, perché comunque è veramente spiegata molto bene, e vi alternate nel racconto tu e il generale, proprio per dare anche i punti di vista diversi, che sono sicuramente quello di un cronista, di un giornalista, di un inviato come te, che entra all'interno delle società per raccontare la gente, per raccontare quello che accade. Però è interessante anche la prospettiva del generale, che assolutamente poi racconta quello che vede dall'altra parte, cioè dalla sua, che
che è quello appunto di un ufficiale dell'esercito. E allora, Tony, cominciamo a rispondere ai conflitti spiegati ai ragazzi. Perché la scelta di rivolgerti direttamente a loro? Guarda, a me non piace presentare i miei libri come fossero un evento destinato a cambiare. La storia è abbastanza semplice, quello era un libro, la prima versione di molti anni fa, un libricino di una serie Mondadori, che ho pensato di ampliare e di aggiornare. Perché? Perché allora, quando uscì quella prima edizione, molto diversa da questa, la guerra era qualcosa di esotico, è un aggettivo che non va bene, ma io spesso mi sono occupato di guerre dimenticate, in qualche modo devi cercare di ricordarle, cercare di spiegarle come una cosa lontana di cui non era giusto disinteressarsi completamente. Oggi siamo di fronte a dei focolai di crisi, a dei conflitti che non toccano solo la nostra sensibilità di persone, perché vedi civili morire, perché vedi l'orrore della guerra, l'eco dell'orrore della guerra è meno lontano che in altre occasioni, ma ci riguardano anche dal punto di vista economico e pongono delle domande per quanto riguarda il nostro futuro. Cioè, se noi non avremmo mai immaginato che un giorno un presidente americano andasse in Normandia, qualche collega ha detto lo sbarco in Lombardia purtroppo, in Normandia, e dicesse siete minacciati. Diciamo che a questo collega servirebbe leggere un paio di volte questo libro, no? Sì, per sì, capire un po', sì. magari anche Infatti, in Atlanta. guarda, sta andando abbastanza bene, tanto bene, e stanno già preparando la seconda edizione, e lì dove c'è scritto la guerra spiegata ai ragazzi, aggiungeranno, come se fosse aggiunto Penarello, e ai grandi. Volevo dire, questi disegni sono di un ragazzo triestino, per me è un ragazzo, Armando Miron Polacco. E l'intento è anche quello di rendere meno pesante la lettura, ma io so benissimo che oggi i giovani leggono poco, che libri, ho avuto dei figli, ho seguito i loro percorsi, dal divorare i libri dell'infanzia sono passati a prendere le distanze dai libri in adolescenza. Mi sono chiesto tante volte se era il fatto di averli cresciuti in case con troppi libri. Adesso ritornano a leggere, ma so che i giovani oggi leggono pochi libri. Questo è un messaggio in bottiglia che può servire. L'ho presentato in una scuola in Sardegna, non è mai facile parlare agli studenti, ho visto che c'era l'interesse. Noi non sappiamo oggi, io ricordo, io sono del 48, ricordo e sono cresciuto in una famiglia in cui della guerra non si parlava, no? Ne parlavano tra di loro, e quando ne parlavano dicevano voi andate a giocare, perché erano convinti che non ci sarebbe servito. No, è come insegnare a nuotare a uno che vive lontano migliaia di chilometri dal mare e non andrà mai né in un lago né in un fiume. Non ci sarebbe servito, perché siamo cresciuti con l'ottimismo dei nostri genitori, che è finito il secondo conflitto mondiale, si trovavano in un continente che sì, era da ricostruire, ma vedeva le foto, le immagini in bianco e nero dei campi di concentramento e del conflitto, con scritto sopra mai più. Insomma, era quello che ci insegnavano a scuola, no? La convinzione, e siamo cresciuti con questa sicurezza. È stato un periodo formidabile, no? Siamo, penso, la prima generazione nella storia di questo nostro paese che arriva a essere vecchia senza aver mai visto una guerra da vicino. È una cosa che ti dovrebbe rendere grati nei confronti dei leader internazionali, dei leader nazionali della Prima Repubblica, dei nostri genitori, di chi ci ha consegnato un mondo, il nostro piccolo mondo naturalmente, senza guerre. Però ricordo le notizie che mi colpivano. No, ricordo, ed erano quasi sempre delle notizie drammatiche, non mi ricordo, sì, la prima che mi colpì, che non era Bebe Bikila che vince la maratona alle Olimpiadi del 60 a piedi nudi, no? E allora l'Africa sembrava una cosa per un bambino,
Però le altre sono la morte del bandito Giuliano, la morte degli aviatori italiani a Kindu. Ora, già adesso noi non sappiamo sui nostri giovani che effetto abbia avuto il periodo del Covid. No, ce lo chiediamo perché poi non sono cose che vengono a raccontare i genitori, non sono cose che... oggi crescere con che senti i giovani, i telegiornali non li guardano, ma insomma le notizie, sapere che ci sono delle guerre poco lontano e che ci sono ragazzi e ragazze della tua età che combattono, che muoiono, che uccidono, e beh, tutto questo può scalfire quello schermo invisibile che è dato dal monitor del computer, per cui le guerre sono war games, e nella mia infanzia le guerre erano al cinema bellissime, no? Non si moriva mai, il sergente quando il marine era ferito accendeva la sigaretta, gliela metteva in bocca e gli diceva ce la farai anche stavolta, arrivano i nostri. Per incominciare a guardare la guerra in modo meno hollywoodiano, abbiamo dovuto aspettare che Gassman e Sordi con la Grande Guerra, Clint Eastwood, e poi tutti i film sul Vietnam, no? Da Coppola a Stone. Insomma, oggi le guerre sono un eco non lontano, no? Non sappiamo che cosa... Sai, mi ricordo bene quando ho seguito i conflitti nei Balcani, che una delle cose che veniva ripetute era che tutti i leader dei Balcani in fiamme, da Milosevic a Tudjman a Izetbegovic, erano ragazzini o bambini durante la seconda guerra mondiale, e che essere cresciuti in quel mondo li aveva di fatto spinti a ripeterlo, no? Ora noi credo che parlare di qualcosa, se le conosci le eviti, se dovessi scegliere uno slogan pubblicitario, allora, ma non è solo per i ragazzi, io sono convinto che la nostra classe politica e i dirigenti europei non sappiano cos'è la guerra. Io vedo, guarda, quando parlo o dei giornalisti ma che abbiano visto una guerra da vicino, non che l'abbiano pensata, appresa sui libri o studiata nelle conferenze di geopolitica. Quelli che io trovo con cui è più facile parlare sono i militari, non è un caso che c'è perché i militari italiani hanno conosciuto non le guerre ma almeno le missioni di pace, sono missioni di pace, e sanno l'orrore delle guerre, e sanno anche, io vedo che la nostra classe politica per intero e i nostri leader europei stanno avvicinandoci pericolosamente all'orlo di una cosa da cui non voglio dire usare parole forti, l'abisso, ma una situazione da cui è sempre difficile tornare indietro. E quindi penso che se tu hai questa esperienza, sai che cosa sono le guerre, hai per 40 anni raccontato dei conflitti, è un po' un tuo dovere provare a messaggio in bottiglia, poi uno vuole raccoglierlo, lo raccoglie, se no io l'ho detto. Prima dicevi che appunto ci tenevano lontani, no? dai racconti di guerra a casa, quando i nonni, i genitori parlavano appunto di quegli anni. Mi chiedo se, come dici tu, era un po' una tenere lontano le nuove generazioni anche per una forma di protezione, a dire no, tu non devi in qualche modo anche provare, no? Quello che abbiamo provato noi. E allora poi quando però si devono trasmettere questi orrori, e alla domanda semplice, che è quella che poi titola il tuo libro e che credo ti facciano anche i ragazzi quando tu vai a presentarli nelle scuole, che cos'è una guerra? Cioè, perché sicuramente dire guerra, cioè si pensano a comunque a dei combattimento, alla guerra, abbiamo visto la guerra in Ucraina, stiamo vedendo purtroppo con la Russia, quindi ai bombardamenti, però non è solo quella la guerra, cioè la guerra è anche, abbiamo visto la guerra fredda, ci sono delle guerre economiche che sono sicuramente in atto e sono molto forti. Allora, per spiegare una guerra ai ragazzi, da dove si parte? Io in genere quando parlo per l'altro giorno in questo istituto in Sardegna, ho detto che la guerra è un po' come quando vieni alle mani in classe,
no? In assenza del professore o nei corridoi o fuori di scuola. È la fine del dialogo, è la fine della parola, come se le parole non bastassero più e non restasse per sfogare il proprio antagonismo, la propria rabbia, la propria aggressività, di entrambi probabilmente, che venire alle mani. E ho aggiunto che spiegare una guerra non vuol dire giustificare una guerra. No, io ancora oggi penso, mi ricordo le poesie di Prévert che dice le guerre è una coglionata. Sono convinto, avendole viste da vicino, ho fatto 40 anni di conflitti, noi abbiamo una classe politica ignorante, un'informazione abbastanza ignorante anch'essa e la memoria corta. Ho fatto 40 anni di conflitti, non c'è un posto dove io sia tornato, e sono tornato poi a vedere, in cui la guerra abbia lasciato un panorama migliore di quello che aveva trovato prima. E noi adesso stiamo scherzando ai confini della Russia, nell'Ucraina invasa, convinti che Putin sia Gheddafi, che possiamo permetterci di fare le stupidaggini che abbiamo fatto, ma guardate cos'è oggi della Libia. Convinti che sia un capotribù somalo, guardate cos'è oggi la Somalia. Non siamo obbligati a occuparcene, però chi ci va sa come. Siamo convinti che la NATO improvvisamente per bocca di Stoltenberg, che non è l'ultimo arrivato, è stato il segretario generale, questo lungagnone, è stato per 2 volte premier norvegese, e che ci dice andiamo incontro a un conflitto di lunga durata. Pensiamo che quella NATO lì, di cui è la NATO dell'Afghanistan di 3 anni fa, con le donne che davano i bambini ai militari americani perché andassero in salvo, con i ragazzi che si aggrappavano ai carrelli degli aerei, con gli attentati, con il silenzio di oggi, no? Ora dice, ma sì, la NATO lì non si è impegnata, adesso stavolta farà sul. Ora, le donne afghane non valevano l'impegno. Ci avete detto per più di 10 anni che eravamo lì a portare per i diritti delle donne, il burqa, ci avete fatto una testa così. Alla fine non valeva la pena e adesso una regione di cui non conoscevamo neanche l'esistenza 4 anni fa, il Donbass, è diventata una ragione per cui dobbiamo essere trascinati in un conflitto che rischia di essere mondiale. Ma queste sono delle persone che non hanno un senso della misura, possono pensarlo, o sono totalmente fiduciosi nella razionalità dell'altro. Vedi, noi siamo cresciuti in un mondo in cui la minaccia atomica c'era, no? Come ricorda bene chi ha la mia età. Però sapevamo che Mosca e Washington avevano entrambe, condividevano, pur con bandiere diverse, con ideologie diverse, una razionalità. Se io ti attacco, tu premi il bottone anche tu e ci distruggiamo mutualmente a vicenda. E quindi questo lo chiamavano equilibrio del terrore, che è una cosa che mette paura a sentirla. Per cui dovevi armarti abbastanza da convincere l'altro a non attaccarti, perché sarebbe stato un guaio anche per lui. Oggi ci hanno detto che Putin è pazzo e criminale. A me non piace, che se poi sia pazzo, penso che in qualche cosa purtroppo è più sveglio dei nostri. Ma è pazzo e criminale e tu vai a sfidare un pazzo criminale. Se io ho un vicino di casa che è pazzo e ha la rastrelliera piena di fucili e vado a fare il festino alle 4 di notte nel corridoio sul pianerottolo, sono io l'imprudente. Che cos'è che ci garantisce che non ci sarà un incidente, che Macron, che ha bisogni, sapete, poi ognuno gioca la sua partita perché ci sono le elezioni, perché devono raccogliere i voti, perché devono fare, come se fosse un argomento di campagna elettorale qualunque, no? Macron che dice che manda gli istruttori francesi, va bene, un bombardamento e muoiono 30 istruttori francesi, e cosa facciamo? Qual è la risposta? E queste sono le escalation. E per esperienza ti dico, non pensate, andate a vedere, non è che alla vigilia della seconda guerra mondiale tutti dicevano sbrighiamoci che fra 3 mesi c'è la seconda guerra mondiale. Non è che alla vigilia della prima guerra mondiale dicevano sì, si sentono venti di guerra, sta per cominciare la prima guerra mondiale. Scivoli in situazioni senza. Quanto è durata la missione in Afghanistan? Quanti italiani sono morti per cercare di portare illusoriamente un po' di democrazia, un po' di diritti per 53? E voglio dire, l'ho ricordate in Sardegna, perché alcuni di loro, quelli che erano sardi, voglio dire, morti per il dovere, quelle sono le frasi che vanno bene per i monumenti. Ora, adesso stiamo facendo la fortuna in Ucraina
dei marmisti e in Russia. Ci saranno monumenti a centinaia. Voglio dire ai familiari presenti, come ha scritto Re di Puglia, 40.000 morti conosciuti e 60.000 sconosciuti. Voglio dire al figlio che ha perso il padre. Cioè, noi abbiamo perso dimestichezza con la guerra. I nostri genitori, purtroppo per loro, perché mio padre ne ha attraversate due, uno da bambino, sapevano cos'era. Ed è come maneggiare, quando ero bambino io, all'ingresso delle scuole c'erano dei manifesti con un ragazzino che saltava per aria perché aveva raccolto incautamente una bomba, ma noi speravamo di trovarla in realtà, quindi anche quel manifesto non ci metteva paura, ci affascinava perché eravamo così. Beh, i nostri leader sono altrettanto ingenui, ma noi eravamo dei ragazzini delle elementari. Hai citato Putin, hai detto insomma, che è stato definito un pazzo criminale, eccetera, ma l'altro leader di questa guerra, Zelensky, come secondo te può essere definito, come lo vedi? E poi oggi ci sono le urne aperte, no? Per rinnovare il Parlamento europeo. Nell'analisi della guerra appunto tra la Russia e l'Ucraina, l'Europa quanto non ha fatto a questo punto? Ora, Zelensky, ovviamente devono essere gli ucraini innanzitutto a giudicarlo. Credo che abbia interpretato come al meglio dal suo punto di vista il suo ruolo. È stato il leader di un paese che ha resistito all'invasione da parte di un avversario più forte. Credo però che fra 10 anni, fra 15 anni, ma forse già adesso, a giudicare dalle immagini che arrivano, che mostrano ragazzi e uomini che scappano dal reclutamento forzato, qualcuno anche in Ucraina comincerà a chiedersi se forse non sarebbe stato meglio essere una terra di nessuno tra il blocco russo e l'Europa occidentale, non reclamare l'adesione alla NATO e guadagnare dai traffici, dai commerci, dagli oleodotti, dai gasdotti che passano. Sai, per me i grandi leader sono quelli che fanno fare la traversata del deserto al proprio popolo, non quelli che naufragano con il proprio popolo e lo portano. Ma è una cosa che riguarda gli ucraini. Io fossi in Zelensky farei quello che Zelensky sta facendo adesso, farei di tutto per portare la NATO in guerra. C'è un nemico più forte, farei di tutto. No? Dal lavorare sull'informazione a sperare che ci sia escalation. Tu cosa faresti se fossi questo? Farei. L'Europa c'è cascata in pieno. Tra l'altro, secondo me, è spinta dagli Stati Uniti. Quando Biden in Normandia dice è una minaccia per l'Europa, non dice una minaccia per gli Stati Uniti. Si chiama fuori. Affida a noi la patata bollente, no? Il Belgio promette gli F-16 entro il 2028, ma voi immaginate cosa sarà l'Europa tra 4 anni se questo conflitto va avanti, anche se si riuscisse a contenerlo. Il ministro della difesa tedesco, Pistorius, no? Ha detto dobbiamo prepararci una guerra con la Russia entro il 29. Cioè sono persone che parlano senza capire quello che stanno dicendo, sono spinte dietro da chi ha tutto l'interesse. Gli Stati Uniti, ripeto, io sono un ammiratore degli Stati Uniti, mi piacciono, sono una culla di democrazia e libertà, con tutti i loro difetti, e dobbiamo essere grati che sono stati decisivi nell'affondare il nazismo con l'Armata Rossa sovietica. Ma mi pare abbastanza evidente che loro ci hanno guadagnato dal deprimere l'Europa. Già oggi noi cominciamo a risentire i costi di questo conflitto. Gli Stati Uniti, un'Europa che fosse un'Europa libera, tecnologicamente avanzata e potesse contare sulle materie prime russe. Siamo stati nel 2002, ricordate, o 2004, non mi ricordo più, pratica di mare, a un punto che la Russia sembrava un passo da entrare nella NATO, creare un rapporto. Evidentemente è bene che l'Europa sia un nano politico ed è bene che anche dal punto di vista economico non costituisca una pericolosa concorrenza. È certo che è sotto gli occhi di tutti, no? Guarda, io non voglio
devo trattenermi perché sono ore elettorali, ma ci parlano di Europa. Avete mai sentito la proposta di federalizzare alcune questioni? La giustizia, paghiamo le tasse come i danesi, meno che mai la difesa, no? Abbiamo, quanti siamo? 28, 29 aviazioni, 29 artiglierie, 29 guardie di finanza, 29, cioè, e pensiamo di andare così in ordine sparso a un conflitto dai contorni molto complicati, no? Molto complicati, perché non è un mistero che dietro la Russia c'è la Cina. Non è un mistero che oggi tutta una parte del mondo sta guardando a noi in modo molto meno solidale di quanto ci saremmo aspettati. Se la Russia non ci avevamo raccontato noi dell'informazione, che la Russia sarebbe crollata dopo pochi mesi sotto i colpi delle sanzioni, che avrebbero finito le munizioni, che Putin crollava perché Prigozhin aveva iniziato. Cioè, Draghi, che è una ottima persona, ma insomma non ha il dono della preveggenza, ci aveva detto o il condizionatore o la pace. Il condizionatore era la prima estate, dice, se rinunciamo quest'estate all'aria condizionata così avremo la pace. Dopo 2 anni e passa, siamo ancora in guerra e dovremo preoccuparci di un altro condizionatore. È stato meno grave il fabbisogno energetico, siamo riusciti a colmarli in altri modi, ma anche lì a suo tempo il nostro governo, non mi ricordo che era il governo, ha sventolato come un successo l'accordo con l'Algeria. L'Algeria è di stretta obbedienza russa. Il giorno che la Mosca dicessero chiudete i rubinetti del gas, abbiamo i fornelli spenti. C'è un capitolo che si intitola Quante guerre ci sono nel mondo in questo momento, ma diciamo che fanno notizia soprattutto 2, questa e Israele. Quali sono le differenze? Quello di Israele è ovviamente anche quello ucraino, il conflitto ucraino-russo ha delle radici storiche che affondano nella storia. Oggi gli ucraini, tra le cose che rimproverano alla Russia, è l'Holodomor, l'olocausto per fame a cui Stalin sottopose i contadini ucraini. Secondo me anche lì la raccontano col senno di poi, perché Stalin ce l'aveva con tutti i contadini, che fossero ucraini, russi, e lui era georgiano. Fu una vendetta di classe, diciamo, contro i kulaki, contro i contadini, non solo contro... Però morirono milioni di ucraini e oggi è uno dei temi che ricorrono nello spiegare una ruggine storica. E lo stesso il Medio Oriente. Il Medio Oriente deve risalire alla nascita di Israele, insomma, per spiegare questo conflitto, no? Sono entrambi luoghi di crisi del mondo, no? In cui la costruzione di un processo... Io a volte mi ricordo, ho vissuto da vicino il processo di pace in Medio Oriente. Ha fatto più vittime quel processo di pace che non tante guerre finite presto. Hanno molte differenze dal punto di vista della prospettiva. Credo che in Medio Oriente nessuno possa parlare di vittoria se non concepisci vittorie tattiche, nel senso di far fuori la dirigenza di Hamas, questo può essere, o di spodestare Netanyahu dal governo per l'opposizione, questo può essere. Ma di vittoria se non concepisci un'architettura che porti infine a 2 popoli, 2 stati, benvenuto un muro se non riescono a convivere, no? Ma non c'è altra soluzione. Quello fra Ucraina e Russia è molto più militare, no? Molto più tradizionale, si confrontano anche 2 eserciti. Questi giorni si combattono come ci si combatteva nelle guerre mondiali, no? Le novità sono nelle tecniche, i droni, ma generazioni mandate al massacro, insomma, esattamente come nella prima guerra mondiale o nella seconda. Ma le guerre dimenticate lo sono, o comunque quelle che non fanno notizia perché poi non finiscono sui giornali nelle pagine degli esteri, sono dimenticate perché non hanno un interesse economico, geopolitico e quindi vengono in qualche modo lasciate da parte nella cronaca quotidiana.
E un'altra domanda, cioè tu che di guerre ne hai viste tante in questi 30-40 anni di giornalismo, sono cambiate? Cioè è cambiato il modo di, citavi l'esempio dei droni per esempio, quindi probabilmente anche l'ingresso della tecnologia ha in qualche modo modificato le guerre? No, ma guarda, molte guerre io sono il contrario a dare sempre la colpa all'Occidente su tutto, no? Ma è evidente che molte guerre sono figlie di una storia in cui l'Occidente a lungo è stato la culla del colonialismo, no? Se guardi l'Africa io mi ricordo di aver vissuto gli anni della decolonizzazione, l'entusiasmo per l'indipendenza, salvo poi scoprire che ci succedevano classi dirigenti, una più corrotta dell'altra, colpi di stati uno più violento dell'altro, ma lo stesso se guardi in Medio Oriente, no? Guardate i confini della Giordania, sono dritti come se l'avesse disegnate uno col righello a scuola, no? Tracciati nel deserto da qualche burocrate in qualche ufficio del Ministero del Foreign Office a Londra. Cioè molte delle crisi hanno delle ragioni storiche, altre vengono dalla fine di un'epoca. Noi siamo cresciuti in un mondo che ci sembrava difficile, diviso fra la sfera di influenza di Washington e quella di Mosca. Il crollo del muro di Berlino ci è sembrato legittimamente, ancora oggi dobbiamo ricordarlo come il ritorno alla libertà per i cittadini dell'Est Europa. La fine, quando crolla un muro è sempre positivo, no? E di fatto ci ha avviato alle guerre nei Balcani, alle tormentate. C'è stata solo l'esperienza della Cecoslovacchia, quella separazione che è stata di velluto, è stata elegante e per bene. È un mondo molto più disordinato. Oggi noi non ci rendiamo conto, ma molta parte del mondo guarda all'Occidente, inteso come Stati Uniti ed Europa, l'Europa che sta sbattendo i tacchi, come un mondo piuttosto ipocrita. Ci dicono: la Russia è invaso. E quando invadevate voi? Chi è che ha invaso l'Iraq? Chi è che ha invaso l'Afghanistan? Ora ci sono le invasioni buone e quelle cattive. Dice i civili. No, lamentate che i bombardamenti russi uccidono civili in Ucraina. Succede anche l'inverso, però la nostra stampa non ne dà notizia perché non mandiamo giornalisti dall'altra parte. Quello è il nemico. La prima cosa della propaganda di guerra è disumanizzare il nemico. E ci dicono: muoiono, e a Gaza chi muore? Però sono i vostri, allora fate delle condanne che sono tenui. È inevitabile che il mondo ci guardi come qualcuno che pratica la doppia morale, no? E questo spiega perché adesso c'è la conferenza che teoricamente dovrebbe essere di pace sull'Ucraina in Svizzera, no? Non ci partecipa neanche il Messico, che è un paese mite, adesso tra l'altro con una donna alla presidenza, perché diventa una conferenza dei donatori di armi. Quando il Papa sollecita negoziati, pace, chi è che oggi può organizzare un tavolo di pace? E dopo che tutti quanti abbiamo dato armi, come fai? Non è che puoi giocare tutti i ruoli in commedia come una compagnia di 3 attori che si cambia. Chi è che può? L'unico che finora si è tenuto fuori è stato Erdogan, te lo raccomando come mediatore di pace. Allora, capisci, la cosa, io ho provato a dirlo l'altro giorno in televisione, la cosa drammatica è che nessuno risponde e che nessuno di noi, per ignoranza, perché non sappiamo, perché non siamo informati, si pone la domanda: come far finire la guerra in Ucraina? Perché le guerre finiscono in due modi, o con la vittoria dell'uno o con i negoziati. Allora, come far finire? Speriamo che non sia la vittoria di Putin che arriva fino a Kiev. No? Pensiamo che l'Ucraina possa battere la Russia e arrivare fino a confini che non controlla da decenni. Avete visto alla fine, ci aveva raccontato la controffensiva. E allora è un negoziato. Certo che i negoziati sono dolorosi, perché ognuno deve rinunciare a qualcosa. Io ho la speranza che la Russia in questi giorni stia guadagnando del terreno per farne materiale di scambio ai negoziati. Non ti restituisco questo e mi tengo il grosso, mi tengo la Crimea. Ma come si esce?
guardate, ma la stessa Italia, no, che manda armi, come pensiamo di vincere? E lì è il rischio, no? Perché poi ovviamente la Russia comincia a... Non è un problema noi siamo ormai diventati come un reality, no? Le nomination o come i talk show televisivi in cui o urli no o urli sì. Ragionare è vietato, è impossibile. Ora, non è un problema di giustizia, sai, paci giuste, sono piene le trincee di guerra, di vittorie mutilate, deve essere la pace possibile, pragmaticamente. Ma dice gli ucraini che l'Italia, dopo le elezioni anche noi faremo, che possono essere colpite le basi russe dentro la Russia. Dal punto di vista del principio, è perfetto, se la Russia ha invaso l'Ucraina e bombarda l'Ucraina, è ovvio che gli ucraini debbono poter avere il diritto. E però lo fanno con le nostre armi. E la Russia dice attenti perché questo vi fa parte in causa del conflitto. E allora ce la sentiamo di sfidare la Russia, che ha torto in questo, a dire, figurati l'Ucraina perché non potrebbe poter... Ma cosa giochiamo? La certezza che la Russia non risponderà, che tollererà. E chi è che ha dato questa certezza? Biden è venuto a fare un discorso che c'hanno le elezioni a novembre. Non è questo in questo momento. Il loro grande problema in questo momento, casomai, è Taiwan e la Cina. No? Quella è una guerra che, io l'ho detto, ti ricordi, poi abbiamo fatto un dibattito dove ero incazzato perché mi avevano detto filo putiniano. Però devi riconoscere che non avevo torto. Tutto quello che ho detto, ma non ci voleva molto, non occorreva essere dei geni o degli esperti per capire che sarebbe andata a finire così. No? Cioè, non si è voluto vedere, ci hanno promesso un'uscita facile, in modo poco responsabile. Allora, è vero, mi ricordo quel dibattito, mi ricordo come hai risposto e anche come sono andate le cose. Era più o meno qualche settimana dopo che era appunto scoppiata la guerra. E allora ti faccio anche in questo caso una domanda su quello che potrebbe avvenire tra qualche mese. Cioè, se negli Stati Uniti tornasse a vincere Trump? Oh, guarda, io la cosa che ieri discuto, intanto non sono convinto, non sono certo al 100% che sarà Biden contro Trump. C'è una convention democratica, Biden commette sbagli uno dopo l'altro, insomma è evidente che, tra l'altro è preoccupante, no? Cioè, parliamo spesso di gerontocrazia, cioè che il paese che decide buona parte delle sorti del mondo è preoccupante, no? Secondo me è capace che i democratici tirano fuori un po' a sorpresa, potrebbe essere Jake Sullivan, che è quello che in questo momento sta prendendo molte decisioni, è il consigliere nazionale per la sicurezza, o addirittura Michelle Obama. Gli Obama Boys hanno mantenuto molto potere nella struttura presidenziale e credo che sarebbero due candidature che potrebbero battere. Biden-Trump c'è un grande punto. Però, sai, l'America non cambia, al primo posto, giustamente, ci mancherebbe altro, sono gli interessi dell'America, che poi pensano entrambi di affrontarli in modo diverso, ma non credo che Trump coscientemente voglia la rovina dell'America. E gli va riconosciuto, a me non piace, ma la presidenza Trump è stata la meno bellicosa, i patti di Abramo li ha fatti firmare lui, e nella storia degli Stati Uniti è sempre stato il Partito Democratico, per una specie di slancio amoroso nei confronti delle ingiustizie del mondo, che ha iniziato tutte le guerre. I repubblicani sono molto più interessati al portafoglio e ai valori di borsa americana che non a correre Però America First, anche per i democratici. Prima ho visto una guerrigliera curda, piacevano a tutti noi, no? Delle donne che combattevano contro lo Stato islamico con i capelli sciolti, in un mondo in cui questo non avviene spesso. Oggi vengono bombardati da Erdogan, che fa parte della NATO, e gli americani hanno belle che dimenticato i loro alleati, no? Sono quelli nostri alleati. I curdi sono stati decisivi nell'abbattere lo Stato islamico. E
anche noi che fine hanno fatto gli yazidi? Sembra un nome che viene fuori dai ricordi di infanzia. No, ci occupiamo per un po' la propaganda di guerra, perché è propaganda di guerra, no? È propaganda di guerra. Guarda, io ero nell'82 a Buenos Aires, quando è partita la flotta della Thatcher per andare a riprendersi le Falkland, che gli argentini chiamavano Malvinas, e una qualche ragione, essendo vicino all'Argentina, devono pure avere. Era l'Argentina dei generali, c'è una dittatura. E io lavoravo in una città dove l'eco della guerra ancora non si sentiva, a parte che la flotta era in rotta verso le Falkland, ma in cui i giornali presentavano la vittoria come un incontro con un destino inappellabile. Sembrava i discorsi di Piazza Venezia, no? L'Italia è un impero, dove non si sapeva di morti, negli ospedali non c'era neanche un ferito di guerra, non si celebravano. E parlavo con la gente. No? Fra l'altro mi ricordo alcuni di origine friulana, figli di friulani, no? Con cui avevo fatto amicizia. Ed era una malinconia, perché capivo che credevano alle cose che gli venivano dette, ma non delle persone cattive, brutte, le persone semplicemente che la causa era giusta e sarebbe andato bene, perché questo raccontava la televisione, questo raccontavano i giornali. Scivoli nei conflitti e nelle sconfitte con molta facilità, no? Ma hai citato un paio di volte l'informazione e anche i difetti, no? Le manchevolezze di chi racconta la guerra. E allora ti chiedo, cioè, come si fa a raccontare una guerra e a non essere di parte? Ad esempio, Perché io l'ho detto ieri, cioè, definire il buono e il cattivo è facile, no? Guarda, l'ho detto ieri, parlavano del discorso di Biden. Dico, Biden, ho detto secondo me perché ha parlato di minaccia all'Europa, ho detto ha sbagliato il posto, perché in Normandia e in quello sbarco che ha aiutato l'Europa a liberarsi dal nazismo sono morti centinaia di migliaia di soldati britannici, americani. La Russia ha avuto 23 milioni di morti e non puoi parlare della Russia. Stai celebrando una data storica nella vittoria degli alleati nella seconda guerra mondiale parlando della minaccia russa, cioè, perlomeno indelicato, no? Perlomeno indelicato. Cioè la propaganda di guerra è molto sottile. Chi vi ha convinto che i cannoni italiani non uccidono solo militari, che non uccidono civili? Chi vi ha dato la certezza? Io mi ricordo, ero a Belgrado nel 99, ero a Tripoli quando bombardavamo Gheddafi, mi ricordo le vittime civili. Anche delle nostre bombe, non è che le nostre bombe sono diverse dalle bombe degli altri, non è una crociata, no? Che ci ha mandati Dio e siamo il cavaliere bianco che uccide solo i cattivi. No, le guerre sono così. Ora, ieri c'è stato a Sosana 23 morti, Donbass, parte di ucraini filorussi, diciamo, perché non è che sono russi, di ucraini filorussi, con un HIMARS, uno di questi missili americani. Lo trovi sui giornali italiani? No, non lo trovi perché noi raccontiamo la guerra vista da questa parte. E allora è sempre così. Ti ripeto, io ero a Belgrado e non è che non vedessi che cosa veniva detto in Italia. Non mi sono dimenticato però, io perché ero lì forse, ma mi ricordo che quella volta, forse perché il Presidente del Consiglio era Massimo D'Alema, non c'erano grandi manifestazioni per la pace. No? Le bandiere arcobaleno ero in Iraq, quando i nostri non sono andati a fare la guerra in Iraq, siamo subentrati come italiani a guerra finita, diciamo, una coalizione a guerra finita. C'erano le manifestazioni in Italia contro la guerra. E dove sono finite tutte quelle bandiere arcobaleno? Ora, la pace qualche volta va bene, qualche volta no. Queste sono le doppie morali. Naturalmente sono figlie dell'informazione, della posizione dei partiti. Guarda, io non voglio parlare troppo di adesso perché di mezzo appunto c'è una giornata elettorale, ma insomma andate a vedere
le cose che venivano dette 2 anni fa, 3 anni fa, e vedete quelle che vengono dette adesso. Ti rovescio la domanda. Allora, se abbiamo parlato, cioè come spieghi ai ragazzi che cos'è la guerra? Se tu dovessi spiegare ai ragazzi che cos'è il pacifismo? Ma guarda, io penso che la pace sia una grande conquista, che la storia è fatta di guerre, non è un caso, no? Che chiamiamola fede, chiamiamola legge, non è un caso che sono bastati, che è finito Adamo e Eva, basta passare a Caino e Abele e già c'è un omicidio. No? Cioè, se anche è una favola costruita per spiegare quello che Darwin ha spiegato diversamente, è una favola costruita bene, che il male è dentro l'uomo e che la bontà, il rispetto, sono delle conquiste faticose alle quali devi educare te stesso e non sei detentore del valore pace per forza. No? È una cosa... Ora, per me, io non mi ritengo un pacifista di professione. Sono contento che la seconda guerra mondiale è stata vinta dagli alleati. Non so cosa avrei fatto, probabilmente sarei stato un giovane richiamato alle armi e sarei andato in Russia con gli alpini o in Albania o in Grecia. Sono felice che abbiamo perso quella guerra, no? Perché, però non mi dimentico che per chiuderla nel Pacifico abbiamo scagliato 2 bombe atomiche, non contro 2 basi militari. Hiroshima e Nagasaki non erano mica delle basi militari, erano mica 2 caserme, erano 2 città con donne, vecchi e bambini. Ora siamo fatti così buoni, e figurarsi i cattivi hanno fatto lo sterminio del popolo ebraico, hanno fatto le stragi nazifasciste e tutto quello. Ora, delle guerre che ho visto dopo, io nessuna mi sarei... ho imparato a capire quanto è importante la pace. Lo so che può sembrare ma non la pace come valore hippie, canne, canzoni di John Lennon. La pace è possibile, stare attenti a non scivolare nelle guerre, stare attenti, sapere che è un po' come la salute. No? Quando sei giovane, se ti dicono quello che conta la salute, alzi le spalle, perché non so quanti anni ha quel ragazzo, ma a 17 anni uno non sa quanto ha di pressione, non sa se non ha delle sfortune. E comincia a capire che quello che conta la salute è quando è alla mia età, la salute scricchiola, dici cazzo è vero. No? E quando ci si vede... Devo dire anche prima, tu sei, però... sei più giovane, ma insomma ti incontri come va e come non va, e intendi come va la salute, no? Non solo se ti stai divertendo o se nel lavoro sei felice. E adesso parliamo di pace non come la famosa marcia della pace, sono andato io, quelle di Assisi e così. Però mi chiedo, quel pacifismo di professione, dov'è oggi? Allora, mi si dica che ci sono delle guerre alle quali non ti puoi tirare indietro e che vanno combattute. No? Io penso che, naturalmente non ci mancherebbe altro, non puoi mettere in discussione il legittimo diritto degli ucraini a difendersi, anche se, ripeto, secondo me sono stati utilizzati, no, da qualcuno che li ha sospinti. Cioè, ancora oggi Stoltenberg dice la NATO ha le porte aperte. Per me la NATO, quando è crollato il muro di Berlino, poteva anche chiudere bottega e costruivamo un'altra organizzazione. Sono anche per la difesa europea, ci mancherebbe. Ma sono fiero dei militari che conosco, sono antimilitarista, ho fatto la naia malvolentieri, l'ho fatto da friulano, l'ho fatto in Sicilia per punizione, quindi non sono sospetto. Però ho grande considerazione, li ho visti in missione di pace, andare a cercare di fare il bene, fallendo, qualche volta riuscendo. Insomma, quello dovrebbe fare una difesa europea, essere una specie di corpo di polizia internazionale che interviene a separare, a dividere, a cercare di calmare, a fare opera di pace. Quando vedo che mandiamo cannoni, dico, non abbiamo capito niente. Anche perché i nostri cannoni non hanno cambiato nessuna sorte della guerra, le armi le davano già gli americani, i francesi, i tedeschi. Ci siamo giocati la piccola soddisfazione di dire noi siamo contro l'invasione, però la nostra Costituzione ci vieta la guerra, vi invitiamo tutti a Roma attorno a un tavolo a discutere se si può uscire da questa brutta situazione. Non possiamo neanche più fare i mediatori. Non possiamo neanche fare i mediatori.
che è la cosa che sta nella vocazione dell'Italia, perché siamo stati amici dell'Unione Sovietica, facevamo le auto, però fedeli alleati degli Stati Uniti, amici di Israele, però anche dei palestinesi. Siamo un paese nel Mediterraneo che ha nella suo DNA l'incontro fra culture diverse. È ovvio che se tu ti metti l'elmetto e gli anfibi e batti i tacchi, il ruolo finito. Com'è scrivere un libro con un generale? Mi sono medicato, gli dico fai così, così, così. Quando ero militare, no, sono sempre stato molto disobbediente. Però, dico, militari sono delle persone che amano la pace, perché sanno che stai maneggiando una questione difficile. Dopo sono anche gli esaltati anche lì, insomma, no? Qualcuno ancora in giro. Cioè, quindi, insomma, diciamo che hai condotto, il filo conduttore l'hai tenuto tu e poi il generale, perché vi alternate, no? Nelle voci, tu spieghi che cosa vuol dire fare il giornalista dicevo io, e anche facciamo la così. carriera, quindi avete evidentemente preparato una scaletta che poi è stata... Ero uno abbastanza prepotente, guarda. Sì. Invece la scelta delle immagini è stata data... La scelta delle immagini, Armando Miron Polacco è un ragazzo di Trieste, avevamo fatto assieme un libro sullo Stato islamico, un libro non a fumetti, un libro, però assomigliava a una storia a fumetti. A me piace come disegna ed è molto minuzioso, insomma, però il confronto con me non è sulla qualità del disegno, ma gli dico, questo qui non è credibile come gli americani si muovono con jeep diverse da questi, insomma se l'immagine è abbastanza aderente alla realtà oppure no. Tra l'altro parli anche delle fake news nel libro, no? Cioè come distinguere le notizie vere dalle fake, soprattutto in tema di propaganda. Sì, c'è un po' una moda, guerra. credo che anche a Udine facevano un festival dedicato alle fake news, cioè ai miei tempi si chiamavano balle, più o meno era la stessa cosa. È ancora in italiano. Poi però, se vogliamo fare... fake news, cioè, è ovvio che nell'epoca dei social chiunque può scrivere e l'anonimato protegge, no, ovviamente il giornalismo professionale dice Tony Capozzo ha detto cose, si è assunto responsabilità, la prossima volta se vedi che è una cazzata non credi a quello che ha detto Tony Capozzo, no? L'anonimato, il coso è un terreno strano perché è un elemento di libertà e di protezione anche dalle dittature, dalle censure, però è anche la copertura per un sacco di secondi fini. Ora, credo che la cosa è avere una mentalità critica, sempre, ma questo va... Sai, ai miei tempi, voglio parlare male del tuo giornale, ma a Udine non eri morto se non veniva fuori il necrologio sul Messaggero Veneto. Adesso, anche se non viene fuori il necrologio... Che è anche una fortuna se uno... No, adesso nessuno dice più l'ho letto sul giornale come per dire la verità rivelata. E anche in televisione sai benissimo che... insomma, la stessa informazione, no? È qualcosa di allestito. Chi ha scelto quali sono le 13 notizie di un telegiornale? Chi sceglie... io oggi ho fatto un collegamento, c'è la conduttrice che dice ma nell'operazione per liberare questi sono morti molti civili. Ho detto guarda non lo so che l'IDF, cioè le forze armate israeliane, hanno detto di non essere in grado di... Però naturalmente non si può non pensare che gli ostaggi non erano tenuti nei bunker sotterranei ma erano ospitati da famiglie palestinesi, guardati a vista, incarcerati da famiglie palestinesi, che per amore o per forza erano collaboratori del sequestro, no? E che non si può, insomma, almeno in questo caso, mentre è giusto tormentarsi per le migliaia di vittime civili di bombardamenti alla cieca, insomma, non si può non tenere presente che avevano scelto i covi in cui tenere questi in delle zone densamente popolate e usavano la popolazione, cosciente o incosciente, come scudo umano. Insomma, questo è. Ti faccio una domanda, perché ho visto uno spot in TV.
che pubblicizza un documentario che andrà in onda tra qualche giorno e che hai realizzato tu, e che non possiamo fare il nome però di questo politico perché sono le urne aperte, ma insomma tutti avranno capito di chi stiamo parlando, e lo faremo comunque il nome, no? A un anno dalla sua scomparsa. Ecco, in questo documentario, scusa, che va in onda mi pare a metà settimana, mercoledì o giovedì, adesso non ricordo bene la data, di cosa parli a un anno dalla scomparsa? È un anno dalla scomparsa del mio editore, diciamo così, di quello che è stato a lungo il mio editore, e che io non ho mai votato, gliel'ho detto una volta pubblicamente. E per me è stato, mi hanno chiesto, siccome avevo già fatto una cosa quando era mancato, faresti una cosa un anno dopo? È una sfida difficile perché insomma, è come se a Messaggero Veneto mi chiedessero un editoriale sulla vita privata di Paolo Mosanghini, cioè entri cioè dipende da vivo, no. Perché se no... No, sulla vita privata. Per me è stato interessante parlare con molta gente che l'aveva conosciuto e cercare di capire che cosa avessi di diverso dagli altri, davvero. Io Berlusconi l'ho incontrato 4 volte nella mia vita, non posso vantare, non so, un rapporto profondo, una conoscenza. Ora, per me è stato molto curioso perché ho visto delle persone diverse alla fine convergere su una cosa, che era una persona, quella che mi ha colpito di più, che era in grado di mettere sempre a suo agio l'interlocutore. Ora, avendo fatto un lavoro che spesso mi ha portato a sfiorare anche i potenti, no, io mi sono sempre detto, prima di incontrare uno potente, quello va al cesso come me, mangia come me, cioè, in fondo, mi sono sempre messo in guardia e non mi piace in genere il potere come viene esercitato. E persino quasi come cammina, come dà la mano. Ora, questa è una cosa che a me colpisce molto e l'avevo già verificata di persona con Berlusconi. No? Guarda, posso raccontare? Io ero a Mosca per lavoro, c'era il periodo Yeltsin, una delle turbolenze. Io lavoravo negli esteri. E Berlusconi, da Presidente del Consiglio, viene a Mosca e non fanno tempo a mandare uno del politico, nelle redazioni, tu sai, altro che muro di Berlino, cioè, a Mosca, e mi dicono, guarda, non è riuscito a venire nessuno, devi girare tu e mandare il materiale a Roma dove faranno il pezzo, quindi non dovevo filmare. Ora vado, tra l'altro la cosa curiosa è che io ho avuto le informazioni, il suo cameraman, quello famoso della calza, aveva lavorato con me quando ero normale cameraman, eravamo stati in Somalia insieme, dunque eravamo amici, e lui mi ha informato e dice, guarda, sarà sulla Piazza Rossa alle ore 10. Allora io sarò sulla Piazza Rossa e c'era Berlusconi con l'ambasciatore, sua moglie che allora era Veronica Lario. Era una giornata tiepida a Mosca, Veronica Lario si era messo un colbacco di pelo, sembrava Totò e Peppino a Milano. E faccio questa loro passeggiata sulla Piazza Rossa, divertente perché a un certo punto c'era pochissimo, c'è stata una televisione russa, sovietica, no, era già russa, non era più sovietica, e 2 televisioni italiane, quindi eravamo abbastanza vicini. E l'ambasciatore gli dice, guardi, signor Presidente, quello è il mausoleo di Lenin. E Berlusconi fa la faccia come di chi non ha capito, no? Allora l'ambasciatore dice, lì c'è la mummia di Lenin. Lui. Fa altri 5-6 passi, si gira verso Veronica Lario, che non aveva sentito. Dice, vedi, quello è il mausoleo di Lenin, dove c'è la mummia di Lenin. Ho detto, questo è un grande venditore. Ora vado alla conferenza stampa e la prima domanda era, per me l'unica cosa che mi era piaciuta è che per seguire ero entrato al Cremlino, no? Che non è una cosa semplice per uno che fa esteri, è impossibile praticamente, a meno che... E avevo visto da vicino Yeltsin, da vicino, insomma a distanza di 4-5 metri, e mi ero molto incuriosito, intanto volevo vedere se è vero che barcollasse oppure meno, e non barcollava molto, però i pavimenti erano pavimenti in legno, e
ogni passo un po'... Ma mi aveva incuriosito perché io lo sapevo, teneva la mano, mi pare fosse quella a destra, praticamente nascosta mentre parlava ai giornalisti, perché lui aveva perso 2 o 3 dita, forse 3, non mi ricordo più, raccogliendo un ordigno, come vi raccontavo prima. E in Russia il leader deve essere integro dal punto di vista fisico, non può permettersi di essere prima gli zar, poi i despoti sovietici e poi quelli che sono venuti. Questo spiega perché Putin si fa sempre le immagini a torso nudo sul cavallo, pesca sempre salmoni di 18 kg, insomma è l'immagine. Comunque andiamo a conferenza stampa che è l'ambasciata italiana. La prima domanda è sulla Russia, c'è soprattutto carta stampata italiana. La prima domanda è subito dopo sostituzione in Italia, nel 94, potete immaginare, cosa che a me non me ne fregava assolutamente niente, no? Perché poi uno sceglie un terreno perché è anche la sua passione. A me la politica italiana non mi è mai appassionato. E allora dopo un po' gli dico all'operatore, tu gira tutto quanto. No, tanto non potevo essere io a dire questa è la parte importante, questa non lo è. Ho detto, io chiedo l'allungamento del satellite, se dura mezz'ora, mandiamo mezz'ora e a Roma vedranno. No? E ero un forte fumatore, allora alla chetichella me ne esco dall'ambasciata, metto sui gradini a fumare. E quello, a un certo punto, la conferenza stampa evidentemente è finita, non so perché, non so per come, Berlusconi è il primo del codazzo che esce, non c'erano grandi misure di sicurezza, e io sono lì che sto fumando una sigaretta, cioè mi appare, ed è quello, il premier che avrei dovuto seguire, e anche il mio editore, no? E ora fa Capozzo, cazzo si ricordava anche il cognome. E io dico, scusi Presidente, ma mortificato? Dice, no, hai fatto bene, mi stavo annoiando anch'io. Ora, se quando uno ti fa così, tu capisci che c'è una capacità di non stare sul piedestallo, che probabilmente è quella di un venditore. Allora, io ho intervistato, il patrono della Imetec, mi ha detto, Berlusconi è venuto da me la prima volta vendendo pubblicità. Io facevo allora 50 milioni di pubblicità, è uscito 100. No? Oppure il racconto di Guido Barilla. La Barilla è la prima che ha cominciato a vendere i prodotti alimentari firmati con la marca ancora nel dopoguerra, nel 47-48, che raccontano, è stato un grande venditore. Ora, venditore in genere si dice, per cui ti vende anche le bugie, puoi vendere sogni, puoi vendere... Però aveva questa capacità e questo mi incuriosiva, no? Perché è un problema di comunicazione che oggi in genere secondo me è banalizzato nella politica a forza di selfie, di meme, di cose, e andrebbe affrontato diversamente. Ma insomma, però non... E va in onda, scusa, ricordiamo? A un anno della morte, il 12 il 12 giugno. Quindi, okay. Però è stato un vespaio farlo, guarda, meglio le guerre, mi rivolgo. Allora, Berlusconi spiegato ai grandi il 12, su che rete? Guarda, io quando consegno poi c'è... Però credo sia Canale 5, e Rete 4 è quella dell'informazione. Sì, gli spot, sì, sicuramente. Però quando c'è una cosa così... celebrativa anche che riguarda l'editore, sicuramente sarà Canale 5, se no chi lo vuole seguire ti segue sicuramente. Guarda, quello che posso dire, posso anticiparvelo questo. La cosa che mi ha colpito, per me già lo sapevo, ripeto che non l'ho mai votato, però non ho anche mai sopportato il linciaggio politico, no? Sembrava che era il fascismo alle porte, che era un pericolo per la democrazia, che la barbarie culturale in cui viviamo oggi era causa del berlusconismo, delle televisioni troppo luccicanti di Berlusconi. E avevo colto, questo sì, una volta in un incontro lì, il disagio di chi si sente attaccato e non capisce perché.
di chi non sa spiegarsi, perché tanto odio contro di me? E questo ti rende una persona umana, no? Perché in genere se tu trovi uno che all'odio risponde con l'odio, dici vabbè, è uno in guerra, no? Ma quando uno ti accorgi, lui ha avuto credo 27 processi più 4 erano ancora in corso, allora o è il più grande criminale delinquente della storia italiana, o insomma una qualche attenzione particolare ce l'ha avuta. Però la cosa che mi interessava è che se di fronte a una persona, cioè un anno della morte non puoi parlare male, ma i cui valori puoi non condividere, ma non necessariamente uno maledetto, un nemico del popolo, e in Italia c'è il bisogno di avere un nemico, no? Ma un nemico, e lui era il nemico perfetto perché era a tutto tondo. Oggi sono nemici da 2 lire, no? Che non c'è neanche come fare la guerra contro una piccola tribù e non con una potenza. E mi ha colpito il fatto che abbia vissuto molte vite. E questo è per me è abbastanza affascinante, perché io ho fatto una cosa sola, ma di lui puoi parlare come venditore di pubblicità, fondatore di televisione, fondatore di un partito. Cioè questa per me era abbastanza interessante. Insomma, diciamo che nel bene e nel male per noi dell'informazione è stata una miniera di notizie. Insomma, alcuni giornali ci hanno sicuramente campato molto. Allora, grazie Tony. Grazie che cos'è Paolo, la guerra? i conflitti spiegati ai ragazzi. Chi lo vuole acquistare il libro è in vendita. Tony è a disposizione per autografarlo e dedicarlo. Vi ringraziamo per aver assistito con attenzione alla presentazione di questo libro di Tony e al prossimo anno la nota dei lettori. Sicuramente nel frattempo la tua produzione ci offrirà altri tuoi lavori. Grazie a tutti e buonasera. Bello rivedervi qui. Allora, alle 18:30 ora in Corte Morpurgo ci sarà un reading concerto, grazie, un reading concerto. Giulia Morello ci racconta la storia di Pippa Bacca, un'artista che è stata uccisa in Turchia mentre proprio eseguiva una sua performance artistica. Una storia importante. E poi ancora qui alle ore 20 vi aspettiamo perché arriva Luca Bianchini con il suo giallo Il cuore è uno zingaro. Finale poi in Corte Morpurgo alle ore 22 con il concerto Spirit of Peace.